Micaela Campardo, presidente della Proloco di Corbanese. Siamo nel bel mezzo di un'iniziativa organizzata proprio qui nella frazione, questa frazione di Tarso. Di che cosa si tratta e ci può spiegare come è nata l'idea? Sì, buongiorno. Allora, questa è la seconda edizione dedicata ai vini resistenti, cosiddetti Piwi, un prodotto che qui da noi è comunque, lo troviamo in qualche cantina della nostra zona, ma non è tanto conosciuto. In collaborazione con una cantina proprio del posto, col Parè, abbiamo creato questo piccolo evento di 3 giorni per far conoscere a tutti gli appassionati di vino, non solamente ai tecnici, questa tipologia, questo nuovo mondo che è dei piwi. Quanti produttori sono presenti oggi? Allora, oggi come espositori produttori sono presenti 25 cantine, la maggior parte sono presenti con i loro sommelier, c'è anche qualcuno che non è potuto esserci, per cui abbiamo dei nostri sommelier che permettono comunque di far assaggiare, far conoscere il vino di tutte le aziende che sono qua. Abbiamo anche altre aziende particolari, oltre ai vini resistenti, Piwi, quindi non solo diciamo rinchiuso in questo mondo di vini resistenti, ma abbiamo anche le aziende, le associazioni di Clinton che anche l'anno scorso ci hanno omaggiato della loro presenza e sono sempre molto coloriti. Secondo lei quali sono i punti di forza di queste manifestazioni e gli aspetti che vi hanno convinto ad aderire, a portare qui a Corbanese un'iniziativa di questo tipo? Allora, sai, è stata un po' una scommessa. Questo mondo è un mondo che non è conosciuto. Noi dobbiamo, tra virgolette, secondo me, aprire le porte, cominciare a far conoscere, perché magari un giorno, un domani, se riusciranno, questa piccola manifestazione, invece che essere solamente qui a Corbanese, potrebbe essere a Conegliano, potrebbe essere a Treviso, potrebbe arrivare addirittura a Venezia, cioè si potrebbe ingrandire e dare valore a comunque dei vini, dei vitigni che esistono, perché proprio io stessa non conoscevo questo mondo. Quindi mi sono detta, insieme anche ai miei consiglieri, abbiamo detto, ma non possiamo fare qualcosa per aiutare a far conoscere questo mondo, che poi ce l'abbiamo qua alle porte di casa, perché ci sono 3-4 produttori della zona di Tarso che lo fanno questo vino, quindi perché no? Il punto di forza è la sostenibilità sicuramente, bisogna crederci e io ammiro questo dei produttori perché ci credono, quindi si buttano, rischiano e dobbiamo valorizzarli anche semplicemente per quello.